Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo preannunciato, parliamo del grande Lorenzo Lotto, pittore veneziano, ha lasciato capolavori un po' ovunque, ma noi oggi cerchiamo di concentrarsi in Bergamo per i motivi che abbiamo appena detto, e allora noi, per saperne di più, ritorna ai nostri microfoni il pittore Sergio Favotto. Sergio, ci sei? Eccomi, buon pomeriggio. Ecco qua. Bene, allora grazie per la disponibilità sempre a te, perché tante cose da fare, immagino. Nessun problema, vengo volentieri, anzi. Bene, Sergio. Vi racconto una storia abbastanza particolare, perché Lorenzo Lotto, che è un grandissimo, ha avuto la sventura di essere contemporaneo a Tiziano. E Tiziano era un carro armato, mentre lui era una berlina di lusso. E ovviamente tra un carro armato e una berlina vince il carro armato. E effettivamente è nato qualche anno, 7-8 anni prima di lui, si afferma a Venezia, comincia la sua attività a Treviso, dove fa il ritratto famosissimo del vescovo De Rossi con le sue allegorie sul coperchio posteriore, ma la sua attività comincia soprattutto lontano da Venezia, addirittura nelle Marche e a Roma, dove precede Raffaello. Solo che Giulio II, spiccio spiccio, quando ha visto Raffaello ha mandato via tutti, compreso Lorenzo Lotto. E quindi qualcosa di lui forse rimane nelle stanze della segnatura, soprattutto nei soffitti. Perché prenderla lontana? Perché è un pittore che si porta presso il suo studio. Lavora a Iesi, lavora a Fermo, lavora a Loreto, ma soprattutto a partire dal 1513 lui viene chiamato ai margini della Repubblica di Venezia a Bergamo, nel Bergamasco, dove lascia delle cose straordinarie, forse tra le migliori della sua vita. Pensate per esempio alla Pala Martinengo, alla Pala di Santo Stefano, dentro in altrettante chiese del Bergamasco, a San Bernardino con la Pala di Santo Spirito, e soprattutto una cosa stranissima, una serie di affreschi nella cappella Suardi a Trescore Balneario, che è poco fuori Bergamo, dove racconta in una maniera assolutamente vicina più quasi al folklore nord europeo la storia di due sante, Santa Brigida, che era una suora, una mistica, eccetera, che fece del bene ai poveri, ma soprattutto con la storia di Santa Barbara. E in questa cappella lui rappresenta anche, dobbiamo tenere presente che siamo in epoca quasi di eresie, 1517, c'è in giro un certo Lutero. Lui racconta la storia di Santa Barbara attraverso una specie di scenario medievale dove la Barbara subisce i tormenti più spaventosi, dallo scorticamento alla martellatura, alla decapitazione, una cosa, ma lo racconta quasi come una favola. La cosa impressionante è che lui dipinge un Cristo vite mistica, con le sue braccia che diventano tralci di vite, dentro le quali ci sono tutti i profeti dell'antichità, le sibille, eccetera, e ci sono degli eretici che tentano con delle scale di tagliare questi tralci, di potare questa vite, di tagliarla nel senso proprio di decapitarla quasi, e cadono giù dalle scale. Quindi lui racconta la vicenda della Chiesa durante questo periodo, e ovviamente questo è un caso unico al mondo, come questo effetto pittorico straordinario. Si tratta di affreschi. Invece, com'è la sua pittura nella Bergamasca? E a Bergamo, dove dedica 12 anni della sua maturità artistica. Dipinge delle Madonne, delle Sacre Conversazioni, all'aperto, un po' alla veneziana, ma con una tecnica che risente più del clima lombardo e nordico che non di quello veneziano. I colori sono sempre stupendi, oserei dire quasi più degli smalti che dei colori. Ma invece di andare su una pittura tonale, cioè fatta quasi vaporosa, eccetera, del Tiziano, lui si attiene ancora ai canoni di Giovanni Bellini, con un disegno preciso e soprattutto con una cura dei dettagli maniacale, proprio come la pittura fiamminga. Questo dimostra la sua conoscenza anzitutto del mondo fiammingo, che operava sopra Bergamo e anche sopra Milano, con influenze svizzere, eccetera. Lui cioè è una persona colta,
e soprattutto ha avuto l'attenzione di registrare tutto. Noi sappiamo quasi tutto di lui perché lui scrupolosamente annotava tutti i giorni le sue spese e i suoi guadagni. C'è un registro di cassa. E non solo, ma conosciamo le lettere. Le più belle, parlando di un momento terribile per Bergamo, sono 29 lettere che lui indirizza al Consorzio della Misericordia di Bergamo, che gli hanno commissionato le famose tarsie di legno che si trovano nella chiesa di Santa Maria Maggiore, su nella Bergamo Alta. Una cosa unica al mondo, perché sono storie dell'Antico Testamento raccontate in legno e i disegni da lui fatti sono riprodotti con essenze vegetali di vario colore, al punto da apparire quasi delle pitture. Una delle cose più straordinarie è che in queste tarsie lui fa dei veri e propri fumetti. Per esempio, nella tarsia che racconta la storia di Oloferne si vede proprio il prima, il durante e il dopo. Nella storia di Golia e Davide si vede Davide che viene chiamato dal re Saul, che va fuori, viene mandato ma non vuole la sua armatura, va fuori, affronta il nemico, lo decapita e poi porta la sua testa trionfante al re. E il re, che è invidioso di lui, gli lancia, quasi tenta di ucciderlo. È un vero e proprio fumetto, ma una cosa straordinaria di Lotto è questa: è vissuto sempre come un povero, nonostante i suoi numerosissimi lavori. Quindi la sua vita a Bergamo che cosa è stata? È stata quasi un rappresentare la gloria di Venezia, ma con una tecnica pittorica che è più quasi nord europea, o se vogliamo agganciata al grande Bellini, che ormai è un pittore morto da tempo. Sì. Ecco, questa è la sua storia grosso modo. Poi ritornerà di nuovo a Fermo e finirà la sua vita a Loreto. Storia straordinaria che bisognerebbe leggere dimenticando un po' quello che è stato il rullo di tamburi che ha accompagnato la vita di Tiziano. Sì, il carro armato, sì, quello sì, senza. Ma come mai lui conosceva così bene, ecco un passaggio, la pittura fiamminga, perché era del nord, era lontana da noi, non c'era tanta influenza della pittura fiamminga? Perché vedi, nel milanese erano lontani dal Rinascimento veneziano, fiorentino e romano. C'era più un'influenza del nord, perché Milano è Mediolanum, è la città di mezzo, sì. È quella che fa da ponte tra il nord Europa e l'Italia. Sì. E quindi lì arrivavano tutte, ci sono delle zone di Saronno dove ci sono ancora oggi affreschi di pittori fiamminghi. Era molto noto il lavoro di Dürer, era molto noto il lavoro addirittura dei vari pittori più noti proprio dell'epoca fiamminga, insomma. Quindi è chiaro che lui ha preso e ha voluto fare quasi mediare per non violentare le tradizioni locali, portandoci il colore veneziano, ma anche rispettando le tradizioni del luogo. Quindi insomma rispettando un po' tutte le due tecniche, le due scuole, veneziana e anche fiamminga. Allora, forse la sua Madonna più bella è quella che si trova potremmo dire a San Bernardino, dove c'è questa Madonna sotto un telo all'aperto con questi angeli volanti, ma anche la Pala Martinengo che è all'aperto con questo telo, una specie di oserei dire Madonna inserita nel paesaggio aperto, oppure all'interno di una chiesa dove gli angeli trasformano questo ambiente in una specie di piccolo teatro. E ovviamente vengono citati tutti i santi del posto, vengono citati per esempio la Santa Barbara, viene citato ovviamente come si chiama, adesso mi viene in mente, sono talmente tanti, quindi a un certo momento tenete presente che lui ha avuto questa specie di intuizione, mettere nei suoi quadri la vita della città, i personaggi della città, e infatti lui è soprattutto uno straordinario ritrattista. E come ritrattista lui riesce anche a dare delle novità assolute. Per esempio mette dei veri e propri rebus all'interno delle pitture. Provate a immaginare, nella Lucina Brembati mette il suo nome con un rebus. C'è questa donna
che vestita di vestiti sontuosi, di broccati, eccetera, e il suo nome è scritto in alto, c'è una piccola luna dove dentro è scritto C, Lucina, ecco, per dire. E poi i suoi rebus sono soprattutto nei coperchi delle tarsie di legno, perché altra novità, le tarsie di legno che lui fa per Santa Maria Maggiore di Bergamo Alta sono troppo preziose per restare sempre esposte, e allora lui trova il modo di farle rimovibili e nella parte rovescia, nel cosiddetto coperchio, mette dei rebus, uno più bello dell'altro. Troppo poco il tempo per poterli spiegare, ma bisognerebbe, e tra l'altro vengono esposte pochissime volte all'anno. Ovviamente sono troppo delicate, e sono sempre state soggette all'appoggio della schiena dei canonici della Chiesa. Ecco. Ma interessantissimo, perché appunto scopriamo una Bergamo che ha un patrimonio artistico non solo di Lotto ma anche di altri veramente eccezionale, veramente da scoprire. È finita un po' questa odissea, speriamo appunto di poterle vedere direttamente. Ma perché poi ci sono naturalmente anche altre cose, se dobbiamo citarle tutte, siamo matti. Per esempio, appena saliti dalla Bergamo bassa alla Bergamo alta, si va un pochettino lì vicino all'ingresso, nelle grandi mura veneziane straordinariamente ben conservate, UNESCO, patrimonio UNESCO. San Michele e il Pozzo Bianco, dove ci sono degli affreschi con la storia della Madonna. È una chiesa antichissima, di epoca addirittura paleocristiana, dove lui fa questo ciclo di affreschi nell'abside. E sono degli affreschi in cui tutti i personaggi hanno vestiti contemporanei al periodo, quindi del 1500. Straordinarie queste cose. Quindi il rispetto della tradizione popolare, gusto nordico con cura maniacale dei dettagli. C'è un San Liberale che addirittura è vestito di una maglia d'acciaio, le migliaia di anellini della maglia della cotta d'acciaio sono dipinti uno per uno. Incredibile, una cosa straordinaria. Straordinaria. E poi il gusto per i simboli, per i rebus. Penso di aver dato una minima idea, ma se voi andate su internet, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con internet avrà delle sorprese straordinarie. Ma perché non si è mai arricchito un grande pittore così? Come mai è morto povero? Addirittura lui non è uno scherzo, ma giocava anche al lotto, ma non è che lui perdesse, è che in realtà era uno sfortunato, e si vede gli ultimi quadri della sua vita, dove arriva a fare dei quadri, mi permetto di dire con tutto il rispetto, brutti, poco curati, tipici di un uomo depresso, tipici di un uomo che, come si legge nel suo straordinario testamento, ha lasciato alla città uno stramasso, cioè un vecchio materasso, pochi stracci e qualche libro, non aveva neanche tutti i colori che erano addirittura utilizzati a prestito, una cosa incredibile. Si era ridotto un uomo, un genio, possiamo dire, un genio sventurato, ecco, che rappresenta anche un periodo straordinario, ovviamente lui era un fuoritempo, perché il Rinascimento era in pieno, lui è vissuto in pieno il periodo migliore del Rinascimento, perché forse per lui è stata tragica e terrificante l'espulsione dalla Roma di Giulio II, dove si è portato questo diniego sbrigativo del Papa, che non era un Papa guerriero. Come ha scelto Raffaello con 2 parole, buttando via tutti, con lui è stato di estrema. Era un despota. Che ho trovato di meglio, non c'è niente di peggio per un pittore, non c'è nulla di peggio. E quindi da lì ha avuto una fase decadente, non lo so, una fase critica. Quindi lui era a Roma nel 1509 e lì poi ha vagato un po' in cerca di altri lavori, portandosi appresso l'idea che lui aveva lasciato degli affreschi a Roma, che non sappiamo ancora quali siano. Forse nella stanza. Eccoci qui, siamo di nuovo in contatto con Sergio Favotto. Pronto Sergio? Eccoci qua. Ecco. Io volevo raccontare la storia di un pittore sfortunato, però volevo dire una cosa da artista, volevo dire una cosa ai bergamaschi. I bergamaschi non hanno bisogno di nessun incoraggiamento, sono già dei leoni per conto proprio, lo dimostrano in tutto, lo dimostrano nella capacità di rinnovarsi nell'industria, nell'economia, perfino nello sport, nel calcio, nella loro meravigliosa squadra. Non hanno bisogno di incoraggiamenti, hanno bisogno di persone che stiano a fianco, non persone sopra, non persone sotto. E con questo io voglio dire che l'arte dia loro il concetto di avere
di possedere un patrimonio tale che è degno della loro città. Certo, concetto condiviso, grande persone, speriamo bene per la nostra Bergamo, e quindi insomma ecco per quello che sarà il dopo di questo momento. Allora, ti ringraziamo sempre Sergio, veramente. Grazie, saresti da ascoltare ancora, ma insomma i tempi sono questi e noi ci diamo appuntamento per un altro pittore, va bene? Grazie, Grazie buon Sergio pomeriggio. Favotto, grazie mille. Grazie, ciao.